sia con il mulino della tu. La comune lo io fa cambiare nulla da queste tende, la tu si sorge. Di davanti era Bernagos e la tu. E allora era il mulino che pendant la guerra c'è pas mal de travail per far mangiare il mondo e che ne avevo pas troppo. E un po' dappertutto, 15 km all'intorno, tutti i paesani venivano portati gros per fare la farina e poi fare il pa o donare la farina al boulanger per se far fare il pa. E se che era difficile a cos'era lo controllo della diretta perché tutto il mondo era razionato, pendant la guerra e après la guerra. E per mangiare un talento ne mangiavo almeno lo doppio che se che avevo diritto. Ecco fa che ero sempre in fraude. E a cos'era il mulinier che pagava se io un posto erbare. La metà del tempo a cos'era il mulinier che era controllato e che aveva dei investimenti. E io avevo i paesani che io si rendevo pas conto di ciò che facevo. Enfin, tutta cosa passata. In 1942 già cominciavo, era l'occupazione qua. E già la restrizione era già, se mangiavo pasto sa che volevo. Su che non mi sente poco, ma a che non mi sente poco duret mai che la guerra. Io conto che duret un medico del 50, che il mondo mangiava pasto un talento. E sì, nelle campagne, ancora facevo ciò che volevo, mi dico ai virus, non avevo che patiziavo, A te che non potevo venire trappare un qualche chilo di farina, ero contento. Non potevo pas refusare. Soprattutto quando avevo dei fans che avevo pas per mangiare per caire. Facevano la farina per fare il pa e poi facevano il farinale per sporsi. C'est-à-dire l'ordi, la civada, e tal qua. Enfin, tutto ciò che si donava alle bestie. Perché il porco se gli danno lo intero, lo cago come lo faccio. E per planare che lo calmore. O allora lo fa cufflare. Bon. E voilà. Ecco, fa che di lavoro ne mancava pas. Tutto il mondo lavorava all'epoca. La seconda metà del secolo passato, dopo io sei in 80 o 70, il proprietario di quel momento voleva fare una filatura. Perché la filatura ne aveva pas mal nel paese, ne aveva a Versailles, ne aveva a La Peyre, ne aveva a Centrafrica, ne aveva a Camarès, e commerciava proprio là. Allora si immaginava di montare una filatura, ma sai pas per quanto ragione, quando c'è bastita la filatura, a cosa muore qui, ne fa che pare. E alla place di fare dei fialco, di tela, a cosa un mulinier della tu che faceva il robinet di barrica a me de buis. Allora gli ha fermato l'emplacement che avevo fatto per quella filatura e come gli avevo l'aigo per far birare il tour, la fai si è sviluppata e si è fatta già a me dei mondi che sapevo lavorare e finalmente si è montato un atelier di menuiserie, picciù a picciù. Vuol dire che alla fine del secolo passato io avevo dei nuies, il mondo faceva l'olio di nuovo e avevo plantato dei nuies e a quelle nuies facevo dei pulimopoli che ora non pas più, tutte su sta venduto occupati. E allora facevo dei mopoli per tutto il mondo qua. E poi alla fine del secolo sono partito ici perché voglio per spediare per il train che io esse pastroliando in gara e fondamento era meglio plazato che un'altra ici. Volevo avere un pappetto per avere la comode e volevo ero pas d'accordo. Partire da ici per andare a fondamento a cosa, avevo chilometri da ici. In questa partita della Bairou io avevo forse mulis, dei grossi mulis che erano ancora più perfezionati che i nostri. Ecco fa che a cos'era un trasso di mulì, come si dice. Avant di fare le muliniere che io la prene,
Allora mio père mi disse che al montagna del costato dell'Isaac, che conosce qualcuno, e quel qualcuno, quello che sapeva la Buschetta cosa era il Moligné, mi disse no, io non posso pas imbauciare, ma te caran avere un numero sensì a Rodès, che ti trappolerò certamente, ti donerò un'adressa per andare a prendere un mestiere. E allora era in bicicletta, per dire, andare a Rodès, vedere il père del maire di Rodès, che appena avuto reflectit, sai che mi farebbe un'impressione e mi farebbe andare alla nuit jour, a code che là, a chi demorava 6 mesi, a chi aveva surtout de travail, de 7 ore del mattino a 10 ore del sera, de même le dimanche matin. Ne abbiamo più troppo che pas più. E di Pierre Iana al mese d'ottobre e partire in prachì al mese d'abril, avant Pasqua. E tornare bene sensis che mi consiglia di andare a Bunocumbo, che a chi abbiamo morito ancora migliore montà che lo che là. E a chi finiremo un apprendizaggio e cos'era per Pasqua del 42 e poi al mese d'agosto ici prendere la place de mon père sensat. En fait, mi sedere al travail, surtout che ero un po' malato e ero più contento che venisse a già. E allora in piedi che hai fatto marciare il morito in cosa in 68. Voilà. Perché tutte le boulangers avevano plegato, ne demorava pascun, a fondamento, e quando ne riportava la farina, perché pas mi pagare. E mi ransegnare e mi dietro mon Paolo, ho che lui che un protesto d'argento al mulinier di Saint-Isère, per se montare e avevo supplicato di prendere la farina, che tu sarà di troppo. Allora quando hai visto qua io pas per continuare, che va mai fare chi con mai. E voilà così hai abbandonato il mestiere. Regrette pas ce che hai fatto, ma passo toujours resta la festa.